questa giornata di Expo è indimenticabile, cioè penso che sia anche per noi impagabile, perché siamo venuti qua dove c'è il mondo, cioè a pensare che noi siamo dentro un carcere, vieni qua e incontri il mondo, capito? E poi anche a presentare i nostri prodotti, i prodotti che facciamo noi, presentarli a tutto il mondo e a farli anche assaggiare. Siamo felici oggi di essere qui protagonisti per un giorno a Despoco, la pasticceria pluripremiata del carcere di Padova, e in collaborazione con la Coldiretti, che ci vede protagonisti in due progetti importantissimi. Uno è il panettone nella versione fiori d'arancio con il consorzio Colli Ugani, e il gelato con i prodotti della terra dei giovani che ritornano ad occuparsi della terra. Per noi che operiamo da 25 anni nel carcere, essere qui con un progetto di eccellenza e di qualità riconosciuto a livello internazionale è motivo d'orgoglio per noi, per tutti i nostri ragazzi, per i detenuti, per il carcere, credo un po' per tutti, perché i detenuti che compiono un percorso lavorativo vero tornano a delinquere solo nel 2% di casi, anziché nel 70%. Questo lavoro ci ha dato l'opportunità di mandare anche qualche soldino a casa, si è passato, non so, dal chiedere i 100 euro ad avere l'orgoglio di mandare tu 100 euro alla famiglia. Questo è stato molto importante. Uomo senza lavoro non ha dignità, e poi uno come noi che abbiamo sbagliato, poi qualcuno si offre la possibilità di metterti in mostro, vuol dire che è una scommessa. Quella scommessa uno deve essere intelligente di approfittare quella scommessa, quindi imparare il mestiere nuovo, chissà, forse a fine pena quando esci hai qualcosa per coltivare e andare avanti nella vita.